Parliamo di Sasserani, che è un'azienda nostra, un'azienda di Veneto Agricoltura, gestita direttamente da Veneto Agricoltura a Celegnano, nel Rodigino, quindi vicino a Rovigo, bassa pianura veneta. È un'azienda che è stata scelta ormai da parecchio tempo per tenere in conservazione una collezione piuttosto ampia di fruttiferi, in particolare melo soprattutto e pero, in misura minore pesco, e in particolare abbiamo in conservazione riguardante il pesco 5 varietà che appartengono alle cosiddette pesche di Mogliano Veneto. Mogliano una volta era un'area di grande produzione peschicola, esportava soprattutto, o meglio, la produzione era quasi tutta dedicata all'esportazione, esportazione che avveniva nella vicina Vienna, tant'è vero che Mogliano, la stazione di Mogliano, aveva magazzini proprio lì vicino perché le pesche venivano poi portate direttamente a Mogliano. Tutto venne a scemare con la fine della seconda guerra mondiale, la crisi che è stata successiva, e poi l'arrivo di varietà americane un pochino più produttive rispetto alle nostre, ma che non avevano sicuramente lo stesso gusto e gli stessi aromi. A Celegnano ci sono oltre 1 migliaio di varietà di fruttiferi, ma Celegnano non è solo quello. Celegnano è anche un sito dove viene conservata la biodiversità avicola, la chiamiamo così, praticamente tutti gli uccelli che possono essere allevati, o la maggior parte delle specie che possono essere allevate, sono state raccolte da razze locali e lì si perpetuano, si propagano. Io sono un agronomo che lavora con le piante, quindi ogni tanto sbaglio il termine, quindi si riproducono in purezza.